La grande rivoluzione dell'automotive ricade sul Vicentino. Lo stop all'immatricolazione di veicoli a benzina, gasolio e ibridi a partire dal 2035 segna una strada che mette in allerta le categorie economiche, a cominciare da Confesercenti. In una situazione molto difficile per un settore che in Italia è un settore trainante. Abbiamo già presentato al Ministero la nostra bozza sul tavolo della filiera, dove chiediamo che le stazioni di servizio diventino stazioni di servizi, quindi un hub dove oltre a vendere benzina e gasolio tradizionale anche riuscire a vendere prodotti alternativi, energie alternative come ricariche elettriche per le auto. Insomma, inizia una rivoluzione anche per le aree di servizio che dovranno adattarsi a questo cambiamento. Una rivoluzione che però riguarda le officine e tutte le aziende legate al settore automobilistico. Non siamo ancora pronti per un cambio così forte. Tutte le autovetture elettriche non potrebbero avere la possibilità di essere ricaricate e poi, ma solo autovetture e i mezzi pesanti? Come facciamo a alimentare tutte le macchine operatrici e i camion di grossa portata? Avranno bisogno delle batterie molto grosse e questo vuol dire una quantità di materiale enorme per poter produrle. A lanciare l'allarme anche Confartigianato, che mette in evidenza come tutte le aziende legate al settore automotive, e nel Vicentino sono tante, dovranno riconvertirsi, ma serve un piano industriale. L'altro aspetto che ci preoccupa è che non c'è un piano industriale. Le nostre aziende artigiane hanno bisogno di un tempo per poter riconvertire la loro produzione per poter essere competitive. Ma attenzione, da oggi al 2035, in questi 12 anni, mentre le aziende si convertono all'elettrico, potrebbe esserci l'avvento dell'idrogeno. In tal caso, che si fa? Si ricomincia da capo? E chi paga? Sempre i cittadini e gli imprenditori? Come si può affrontare una ricollocazione delle nostre aziende con tutti questi dubbi e tutte queste perplessità? Questa è una cosa che il governo e la comunità europea ci deve spiegare, altrimenti rischiamo di fare quello che non si deve fare. Punto.